Nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi ospitiamo Marinella Piazza, una delle anime del movimento per l'autonomia della provincia di Belluno, BARD, e una persona che da anni sta lavorando per la difesa e il miglioramento della vita delle donne, non solo in montagna ma in tutta Italia. Alla signora Piazza e agli ascoltatori un benvenuto, un caldo benvenuto. Iniziamo subito chiedendo alla signora Piazza che cos'è il BARD. Buongiorno, grazie Vittore, grazie, è proprio un grande piacere essere qua, ospiti vostri. Il BARD è un movimento del territorio che è nato ormai 10 anni fa in occasione della raccolta firme sul territorio provinciale per come dire, invitare l'allora provincia di Belluno a deliberare la richiesta di referendum per l'autonomia della provincia, del territorio provinciale, e soprattutto per coinvolgere naturalmente tutto il territorio. Ecco, noi in quell'occasione non eravamo ancora formalmente formati come movimento, però nel tempo di 2 o 3 mesi abbiamo raccolto un insieme di quasi 20.000 firme, forse anche qualcosa di più. Purtroppo la richiesta di indizione del referendum è stata approvata dall'allora amministrazione che era capitanata da Bottacin, era una rappresentanza di centrodestra, e però è stata cazziata dall'ufficio per il referendum perché non l'ha accolta. Da allora poi ci siamo uniti, abbiamo formato il movimento che si chiama Movimento, è un movimento che auspica e lavora proprio per, oltre che per l'autonomia della provincia di Belluno, ma per essere riconosciuti come territorio completamente montano. Cos'è? Una erede della vecchia regione dolomitica? Diciamo che coloro che hanno iniziato con l'allora regione dolomitica sono stati dei pionieri di questa voglia nostra, e soprattutto sono, perché per fortuna ci siete, possiamo anche dire così, no Vittore? Sì. Ci siete ancora in tantissimi. Forse avete cavalcato un po' prematuramente quel periodo, perché eravate veramente delle persone che avevate una visione molto molto moderna e avveniristica. E ecco, sì, possiamo dire che effettivamente noi siamo proprio quelli che come obiettivo e come progetto abbiamo l'autonomia della provincia di Belluno, affinché vada a far parte della regione Dolomitica. Ma questo, c'è un'esigenza vera nella richiesta di autonomia? Quali sono i problemi che travagliano la provincia di Belluno? Ma allora, noi, vabbè, è facile già immaginare, solo guardando una cartina geografica, noi siamo una provincia schiacciata tra 2 regioni autonome, Trentino Alto Adige e Friuli, e siamo là, nel limbo, proprio schiacciati e triturati da 2 regioni che hanno sicuramente delle opportunità e delle applicazioni di una normativa totalmente diversa dalla nostra. Noi dobbiamo renderci conto che viviamo in un territorio assolutamente straordinario, bellissimo e come dire sano, e l'abbiamo verificato, se ce ne fosse stato bisogno, anche in questo ultimo terribile e drammatico periodo del Covid e via discorrendo. Abbiamo bisogno di vedere riconosciute delle opportunità che devono essere decise da noi, e così dicendo dico anche delle cose molto molto semplici, perché il fatto di essere comunque come dire, dipendere da una regione, Veneto, che è una regione totalmente in pianura, a noi ci sta facendo morire, in definitiva. Certamente. Ma in 10 anni avete ottenuto dei risultati?
Allora, se devo essere sincera, purtroppo risultati no, anzi voglio dire che siamo andati ancora più indietro, però io parlo dal presupposto, ricordo le battaglie della provincia di Belluno, capitanata in questo caso da Sergio Reolon, e che aveva comunque dei programmi che, se lo avessimo ascoltato adesso come adesso, al di là che fosse bianco, giallo, rosso, verde, Vittore, però se l'avessimo ascoltato adesso saremmo veramente a cavallo. Le belle idee non hanno colore. Bravissimo Vittore. Questo E se, ecco, cosa di questi giorni, la sua battaglia per l'acqua, per esempio, la sua battaglia per l'agricoltura, per il territorio, per il turismo, sono quelle cose che a noi sono indispensabili. Noi abbiamo purtroppo anche a livello di formazione dei giovani, Vittore, guarda che non sto pensando solo al sacrificio di mandarli a studiare, perché rendiamoci conto, se un ragazzo finisce la scuola secondaria, decide di fare una scuola superiore un po' diversa da quelle grandi, fantastiche che abbiamo in Cadore, ma decide di fare qualcos'altro, sono sacrifici immani per il ragazzo, per la ragazza e anche per la famiglia. E io ne sono la prova. Ma coloro che riescono, per esempio, ad andare su e giù con gli autobus, per loro non ci anche sono è in questo momento. esatto, questo è un altro problema gravissimo, ma voglio dire, la vita in montagna costa 10 volte di più. Ma esiste un modo differente fra chi abita in montagna e chi vive in pianura di vedere la vita, di vedere la gestione di una famiglia, di un territorio? Ma io credo che sì, sicuramente c'è anche una capacità di riflessione notevole su questi argomenti. Di fatto, Vittore, noi stiamo facendo fuoco, per dire, anche in questi ultimi giorni. Allora, quando parlo con i miei amici trevisani, padovani o vicentini, veramente loro mi fanno anche notare delle cose che loro vedono e io non vedo rispetto a quello che è il vivere in montagna. Perché noi, anche adesso come adesso, Vittoria, anche se abbiamo bisogno di acquistare un libro, dove lo acquistiamo noi in Cadore? A Milano? Io Oppure avevo la libreria e l'ho esatto, dovuta chiudere. esatto. Sì, sì, Cioè, sì. voglio dire, il vivere in montagna ha bisogno, al di là del nostro orgoglio di essere montanari con la M maiuscola, ma abbiamo veramente bisogno di essere ancora più consapevoli di quello che siamo rispetto alla grandiosità del nostro territorio e quello che soprattutto possiamo offrire al turista, per esempio, che non sa Certo. di avere chissà chi e quali turisti, perché Ma noi abbiamo quello che tanti altri luoghi non hanno, abbiamo la nostra storia, abbiamo la nostra cultura. Se io prendo il mio paese, Valle di Cadore, un paese straordinariamente bello, ma talmente abbandonato, che è una bellissima cosa, perché il momento stesso che qualcuno dirà aspetta che prendo la borgata e costa e comincio a fare un ragionamento, per fortuna che nessuno l'ha toccata, perché è là tale quale, la borgata romana che può diventare un borgo invidiato dal mondo intero. adesso sta risorgendo perché so che ci sono degli studi anche sulla vecchia città, l'ex città di Berua, che stanno arrivando in porto grazie a un libro di Serafino De Lorenzo che ha lasciato Esatto, delle testimonianze. esatto, cioè Eh, è tutto, e per fortuna che abbiamo una magnifica comunità che sta portando avanti comunque e dal punto di vista culturale riesce a condensare tutte queste cose, voglio dire. certo, Comunque, certo. Vittore, tornando alle cose molto pratiche, per dirvi, noi abbiamo a Valle di Cadore abbiamo passa la pista ciclabile che il mondo ci invidia. Ogni pedalata un'emozione. La lunga via delle Dolomiti, Esatto. che E sta diventando anche la via dell'amicizia da Monaco a ok, Venezia. ok. Allora, io ho avuto la fortuna di andare in bicicletta da Valle Venezia, per esempio, di farne un po' 3 giorni. Ho fatto anche le isole di Venezia. Ho goduto in maniera incredibile, ma ho goduto soprattutto della mia terra, perché
al di là di vedere e di ammirare quello che è la pianura, in questo caso la pista ciclabile del Sile, bellissima, straordinaria, fare in bicicletta, montare sui traghetti, fare le isole di Venezia, bello, 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 però scusate, la nostra ha È una più bella. marcia in più, perché ogni pedalata è un'emozione. E quello che volevo dirvi è che purtroppo però noi non riusciamo a fermare un ciclista. Noi da Calalzo a Cortina non abbiamo, non dico un servizio dove la gente possa anche lavare un culetto a un bambino con un po' di acqua calda o possa scaldargli la papetta, ma neanche un servizio, un VC degno di questo nome. Allora qualche volta mi chiedono, ma cosa stiamo facendo? Sì, sì. Ecco. Bene, lasciamo perdere la ciclabile e andiamo su un tema specifico che interessa moltissimo alla signora Marinella, il problema delle donne. La donna in provincia di Belluno, quanto è emarginata? La donna non è un problema, la donna è una forza della natura, Vittore. L'abbiamo dimostrato, lo dimostriamo ogni giorno, anche con il Covid. Tutte le donne di tutto il mondo, io credo, abbiano patito e sopportato cose incredibili, ma da noi forse in questo periodo siamo stati, come dire, anche un po' più colti da fortuna, tra virgolette, perché magari avevamo i bambini che potevamo lasciarli andare in giardino, oppure potevamo anche, come dire, fare quella piccolissima passeggiata intorno a casa. Il peso comunque della famiglia è sempre sulle spalle delle donne. Certamente molto, sì, chiaramente. Ecco, anche con la cura dei bambini è un esempio. Sì, e nel lavoro? E nel lavoro, Vittore, torniamo sempre al solito discorso, perché noi non possiamo avere la capacità di riaccogliere le persone che sono andate via dal cadore, perché ce ne sono tante che vorrebbero tornare, però non hanno i segnali internet così forti, così potenti per poter lavorare da casa. Io sono alle prove con le mie due figlie, ma lavorano, loro sono andate in giro per il mondo, sono tornate, perché? Perché le radici le hanno riportate a casa e lavorano dal cadore. Loro una volta alla settimana si prendono, adesso neanche più le 24 ore perché usano quei design super tecnologici, e montano su una macchina, arrivano a Mestre, da Mestre vanno a Milano, Firenze o dove capita e poi tornano, ma tornano in cadore per loro scelta, perché qua vogliono vivere. Le donne vogliono, vuol dire, parlare di donne vuol dire parlare di servizi. Certo. Servizi per i bambini, servizi anche nel campo turistico. Certo. Qui sembra che regni dappertutto il volontariato. Nessuno quasi più lavora a pagamento, ma lavora gratuitamente se vuole lavorare. Non è mica corretto questo. È vero, è vero. Allora, Vittore, parlando, diciamo così, dell'ultimo evento nefasto di sabato di una settimana fa, dove quella povera mamma ha patito le pene dell'inferno, perché possiamo solo immaginarlo, solo per un problema di fine gravidanza. Insomma, credo sia stata una cosa assolutamente drammatica il correre dal Comellico a Belluno, e per fortuna che si sono fermati a piede hanno tamponato in maniera dignitosissima, perché altrimenti non so cosa capitava, arrivare a Belluno per poi vedersi salvato a 10 minuti di distanza il piccolo. Allora voglio dire, cari Presidente Zaia, che è venuto ieri o l'altro ieri sempre a inaugurare tutte queste belle cose, eccetera, eccetera, qua non ci siamo, perché se noi vogliamo in Cadore il turismo, vogliamo mantenere il numero degli abitanti, noi abbiamo assolutamente bisogno di avere i servizi, e i servizi essenziali sono esattamente quelli che sono, ossia una sanità degna di quel nome, cosa che adesso non abbiamo. Abbiamo bisogno del volo notturno, che non è, perché è solo un palliativo, non è una cosa che ci salverà, perché se piove
se c'è brutto tempo l'elicottero non decolla, non Certamente, parte. certamente. Okay? Abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di spostarci, di avere la possibilità di spostare noi e di spostare anche i nostri figli. Certamente. Allora, il futuro della donna in Cadore, c'è un futuro, però è un futuro molto pesante, molto faticoso. Certo, perché io capisco anche le donne che dicono chi me lo fa fare a rimanere qua. Quando scendo di 30-40 km non serve mica andare fuori provincia, perché basta andare anche Ponte delle Alpi, Sedico, Santa Giustina e via discorrendo per vedere una vita un po' più facile di questa. Tanto per ritornare un attimo su quello di prima, sì? la coppia che ha avuto il figlio, diciamo, Nicolas, ridotto della sì, cuffia perché sì, è arrivato a sì, salvarla per 10 minuti, sì, è la terza volta che succede in Cadore un qualcosa del genere. esatto, Un'altra volta dal Comelico, una volta esatto, da Tai, che c'è stato un dottore che, anche se in un certo senso contestato, è riuscito a mezzanotte a riunire l'equipe per salvare la pelle a questa signora e al suo certo, bambino. certo. Ma allora diciamo, io riporto quello che dice la gente, perché siccome qui il problema sembra sia il medico, perché dice la gente con il Covid hanno raccolto centinaia di medici nel giro di una settimana e noi sono 4 anni che aspettano un pediatra, un ginecologo, non riescono a trovarlo? Bravo, Per quale Vittore. motivo? Esatto, questa è una domanda che noi dobbiamo fare a qualcun altro. Un'altra cosa che ci tengo in maniera molto convinta a dire è anche il problema dei donatori del sangue, Vittore, perché considerato che hanno chiuso per il Covid, hanno chiuso i centri trasfusionali di raccolta di piede di abordo, adesso sembra che non li riaprino più. Allora voglio dire, ecco che allora andiamo a puntare, Vittore, proprio sui 1000 passa volontari del sangue cadorini, e ecco noi che andiamo a punzecchiarli là, perché noi dobbiamo metterci in contatto tra di noi volontari dei donatori del sangue, perché dobbiamo farci questa domanda: ma noi siamo disposti ad andare giù dell'1 a donare il nostro sangue? Da Dampa possono mai andare a Belluno a donare il loro sangue? Perché devono sottrarci anche, toglierci, rubarci la volontà di donare? Certamente. Solo perché non hanno avuto una capacità anche di programmazione delle assunzioni, ma anche della formazione, perché no? Per chi ci ascolta, bisogna tenere presente che da Danta a Belluno sono più di 80 chilometri Esatto, e esatto. per farlo uno che deve togliersi dal lavoro, rimanere a casa dal lavoro per fare una donazione, per fare un quarto d'ora, perché si sta un quarto d'ora, Sì, mezz'ora al massimo, è una cosa certo, che è insostenibile, ma chi lo farà certo, poi nel certo. passato? Voglio però chiudere, prima di chiudere, il 2 giugno è Sì, il 2 giugno è è saltata la saltato. vostra festa. Sì, sì. Quando la rifarete? Allora, noi abbiamo pensato proprio di lasciare in completo abbandono questo anno nefasto, ossia questo per noi non esisterà come festa, la riproporremo il 2 giugno del 2021. Ci tengo e mi piace, grazie Vittore che me l'hai chiesto, perché il gruppo di ADOS, che è Associazione Donne Operate del Seno, Cortina Cadore Comellico, ha da tantissimi anni ormai organizza questi corsi di corsa, ossia sono dei corsi che cominciano di solito in aprile, quest'anno non abbiamo potuto fare neanche quelli, e questo per far sì che di riuscire a tirare fuori le donne dalle case in un'ora serale, fargli fare un po' di attività e riprendere la voglia di stare insieme. Il 2 di giugno poi c'era questa pedonata che anche quest'anno si sarebbe dovuta svolgere da Pieve a Valle di Cadore, per cui sono 5 chilometri un po' abbondanti, insomma, di passeggiata bellissima su quella famosa pista ciclabile, e il ricavato della maglietta, che adesso io ho quella di un paio d'anni fa, però questa è,
va comunque nelle casse di ADOS per riuscire a comunicare e a prevenire attraverso la comunicazione proprio il cancro al seno, per cui ecco, incentivare queste iniziative di indagini. Allora io ringrazio Marinella per Vittore, quello che ci ha detto ecco, posso dirti quello e spero Vittore? che tutto quello che voi avete impostato, riuscite a fare, torna solo a vantaggio, ma non solo del territorio cadorino, ma di tutto il territorio veneto e della montagna. Grazie a Marinella e grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito. Buona giornata. Vittore, grazie a voi e grazie anche a Veneto Prove. Grazie molte, arrivederci.